Sono problematiche soprattutto formali secondo me, perché norme scritte, poi aggiornate, riscritte eccetera, e ce ne sono diverse in contrasto con le situazioni vecchie del territorio che si sovrappongono e quindi c'è la necessità di un riordino veramente. Io spero anche che con il riordino si semplifichi anche un po'. Abbiamo qua appunto i rappresentanti delle regioni e quindi hai una prateria di domande per loro. Io spero anche brevi perché sono cose che aiutano a lavorare meglio gli uffici e quindi spero che i tempi possano essere brevi. La Regione del Veneto, in Consiglio regionale, abbiamo deciso di prendere in mano tutta la normativa urbanistica e edilizia che via via si è stratificata in questi anni e di riordinarla in un unico testo chiamato appunto Testo Unico dell'Urbanistica e dell'Edilizia Veneto Territorio Sostenibile, per dare un titolo al progetto di legge. Questo progetto di legge è un progetto di legge molto complesso perché appunto dà riordino e anche introduce delle innovazioni. Abbiamo deciso di approcciarci a questa nuova proposta di legge ascoltando il territorio, quindi questa è una delle tante serate che facciamo in tutte le province del Veneto, in tutte le zone, in tutto il territorio del Veneto, appunto per raccogliere le istanze da parte dei professionisti, dei tecnici, degli amministratori locali, ma anche dei semplici cittadini che hanno a che fare con questa normativa che è fondamentale per lo sviluppo del nostro Veneto e che quindi è importante che venga condivisa col territorio in maniera tale da arrivare poi in Consiglio a approvare una legge che sia la migliore possibile per il Veneto. In questo momento siamo in una fase, come dire, di raccolta delle istanze del territorio sulla base di una proposta che stiamo presentando. Entro fine anno cominceremo l'analisi in commissione, in seconda commissione, e dopo da lì la tempistica insomma, che ci vogliamo dare è una tempistica molto breve perché vogliamo arrivare a un nuovo testo unico dell'edilizia in tempi stretti. L'obiettivo principale per cui abbiamo pensato di fare un testo unico dell'urbanistica in Veneto è quello di semplificare ed aiutare in particolare gli enti locali ma anche i professionisti ad avere risposte univoche nei 563 comuni che abbiamo nel Veneto. Questi anni abbiamo fatto moltissime leggi urbanistiche, alcune volte magari hanno anche qualcosa in contrasto fra loro, quindi l'obiettivo è quello di coordinare questo testo, anche togliere un po' le ridondanze che possono esserci, ma soprattutto anche puntare a una semplificazione. La semplificazione non è data soltanto da una riduzione dei tempi, ma è data soprattutto anche a creare un testo snello e molto comprensibile. Adesso siamo in una fase, diciamo, di concertazione con il territorio per accogliere anche alcune istanze, perché con l'occasione il nostro obiettivo è anche quello, ove vi siano delle indicazioni così che possano pervenire, anche di migliorare e fare anche alcune modifiche. Di testo unico dell'urbanistica in Veneto se ne parla da molti anni. E questo era anche uno dei miei obiettivi che avevo nel mio impegno amministrativo e abbiamo infatti lavorato nel corso della scorsa legislatura anche con l'ufficio legislativo del Consiglio regionale per iniziare a mettere insieme le principali leggi urbanistiche che abbiamo. Dopodiché abbiamo trasmesso anche questo lavoro alla Giunta e a marzo dell'anno scorso la Giunta, quindi qualche mese fa, ha dato incarico alla struttura di pianificazione territoriale della Regione di creare quindi un testo, una bozza di lavoro e creare anche un gruppo di lavoro. Adesso siamo in una fase concertativa. L'aspetto fondamentale è che oggi noi abbiamo riguardo alla materia urbanistica in generale 230 articoli che troviamo in 7 leggi più in altrettante sparse e quindi per qualsiasi tecnico comunale, per qualsiasi professionista oggi diventa complicato anche l'interpretazione dei vari articoli che devono essere letti su più leggi. Il fatto di avere in qualche maniera preso questi 230 articoli dimezzati perché sono stati anche semplificati e concentrati in un unico testo è evidente che riesce subito facile la lettura per chiunque, sia per il tecnico comunale sia per il professionista. Ha un unico testo da poter consultare sulle materie che riguardano la pianificazione, il paesaggio. Naturalmente abbiamo lasciato fuori quelle che sono la materia più specifica che è quella dei lavori pubblici dove ci sono delle leggi regionali peraltro aggiornate da ultimo, le leggi sul commercio, ma comunque c'è una lettura della pianificazione generale e quindi in questo senso abbiamo cercato di pensare a un testo di facile lettura, ecco, di facile comprensione.